I 9 arresti per droga della polizia tra Venezia e Padova dicono che i figliocci di Felice Maniero non hanno perso il vizio di delinquere. Ma per Walter Mescalchin, da molto tempo militante di Libera e sindaco di Campo Nogara per 10 anni durante il regno di Faccia d'Angelo, non stiamo assistendo al ritorno della mala del Brenta. È cosa diversa, È ma qualcosa di peggio? direi di sì, perché è controllata da fenomeni molto più estesi. I 9 arrestati trafficavano cocaina inseriti in un mercato internazionale con la Colombia. Solo alcuni del gruppo però erano già stati in carcere. Questa è un'altra differenza con la mafia del Brenta. Gli altri fermati erano incensurati. Non sono criminali e quindi possono essere basisti forse. Ecco, questo è il problema che abbiamo oggi presente. Facciamo troppo, facciamo poco, conosciamo la realtà. Credo che noi tutti, ecco, cittadini, abbiamo l'impegno, e noi per primi impegnati nel volontariato, a avere le antenne per capire il fenomeno. E forse è questo che manca. E non è che il consumo di droga sia diminuito da allora. E se pensiamo a questo fenomeno vuol dire che qualcun altro ha in mano questo mercato. In particolare, sottolinea l'ex sindaco, i pesci piccoli del gruppo sono figli della disastrosa cultura degli ultimi 20 anni, che ha favorito la devianza e la perdita di valori. La colpa è un po' di tutti. Perché se guardiamo quello che sta succedendo, che è successo, che sta ancora succedendo nel nostro Veneto, come l'infiltrazione mafiosa è penetrata negli affari normali, nelle grandi opere, nel riciclaggio del denaro, di come vengono orientati i grandi lavori e perché, vuol dire che non si ferma sullo spaccio di droga, vuol dire che c'è qualcosa di più profondo che fa parte anche del sistema oggi finanziario, che purtroppo questo è difficile da combattere e da sconfiggere.